40ª edizione per la città e il fiore, la manifestazione floro-vivaistica che anima il centro città di Vittorio Veneto e dà il via alla bella stagione. Sì, certamente, la giornata è meravigliosa, per cui sicuramente sono d'accordo con te. L'inizio della bella stagione, 40ª edizione perché è iniziata nell'83. I primi 20 anni sono stati svolti a Serravalle, poi per questioni di viabilità è stata spostata qui in centro e adesso da allora proseguiamo qua in centro. Devo dire che sono da poco diventato presidente della Proloco, quindi sono onorato di far parte di questa associazione con un gruppo di collaboratori del Consiglio di amministrazione preparati e competenti. Da una decina d'anni a sta parte le nostre associazioni hanno dovuto affrontare delle difficoltà. Attualmente le associazioni come la nostra sono delle piccole aziende. Sicuramente continueremo con la collaborazione in sinergia con le risorse del Vittoriese, in particolare con l'amministrazione comunale. Per il comune gestiamo l'ufficio turistico, abbiamo un nuovo punto informativo anche a Serravalle, nella nuova sede appena sistemata di Palazzo Todesco. Per il comune organizziamo questa manifestazione, collaborazione poi anche con le aziende. La manifestazione Rive Divine in particolare conta ben 40 aziende del settore enogastronomico che collaborano con noi e questa è una cosa molto importante. Per l'associazione, tramite l'associazione Città del Vino, Nazionale Città del Vino, partecipiamo alle gare delle botti, al circuito delle gare botti. La nostra la organizzeremo il sabato 1° giugno e poi a fine luglio ci sarà anche Calci di Stelle, consorzio del Prosecco, quindi mostra del Prosecco, ma collaborazione anche con altri enti tipo gli istituti scolastici, in particolare voglio citare il Beltrame, l'alberghiero, collaborazione anche per quanto riguarda iniziative culturali. Veniamo alla manifestazione di oggi. Quanti espositori avete coinvolto e soprattutto in piazza abbiamo visto una grande novità? L'area espositiva non ha mai raggiunto una superficie così vasta. Abbiamo oltre 30 espositori, abbiamo sempre il Bonsai Club di Conegliano, tutte le aziende naturalistiche che partecipano a questa iniziativa da diverso tempo. Quest'anno novità abbiamo anche l'AVAB, l'Associazione Volontaria Antincendio, e un sacco di laboratori per i ragazzi per quanto riguarda l'acquerello. Di là abbiamo la mucca gialla, abbiamo poi il nostro stand insieme a Vittorio Eventi, Terra Fertile. All'interno dei giardini ci sono 2 gruppi di lettura, uno per i bambini organizzato dai volontari Leggiamoli Forte e un'altra associazione di lettura che si chiama Montag. La novità più importante è che abbiamo raggiunto i 40 anni, ecco. Ne abbiamo perse 2 edizioni perché dall'83, come dicevo prima, quest'anno abbiamo raggiunto finalmente la 40ª edizione. Per l'occasione abbiamo invitato un gruppo di colleghe simpaticissime della Proloco di Fucecchio, provincia di Firenze, che ci hanno creato un quadro floreale riproducente il nostro logo. Da Fucecchio a Vittorio Veneto per realizzare questa importante opera. Allora, com'è andata questa avventura? È andata bene, ci siamo divertite, è stato soddisfacente perché è venuto tante persone che si sono informate, hanno domandato come funzionava, è piaciuto. Ci racconti la tecnica di realizzazione di quest'opera? Allora, noi come gruppo infioratori di Fucecchio tendenzialmente lavoriamo un'infiorata a fiore fresco e infatti come vedrà sono tutti fiori freschi, dal glicine alla crisantemina all'edera per il verde più scuro. Noi tagliamo i petali dei fiori proprio stile mamma non mama e li poggiamo semplicemente sul disegno, talvolta quando sono le trasferte su un disegno di carta preparato prima per accelerare i tempi
e in caso di tempo un po' perturbato spruzziamo con tanta acqua. Oggi è una giornata che vento non ce n'è, per cui non c'è stato neanche tanto bisogno neanche di quello. Quindi possiamo dire che si crea un gemellaggio tra la vostra Pro Loco e la Pro Loco di Vittorio Veneto? Perché no? Noi sempre disponibili, e ci piace anche questi rapporti tra associazioni diverse, anche di regioni diverse, con storie diverse, con tradizioni. Ieri sera ci hanno spiegato del Palio delle Botti che noi non conoscevamo, è stato molto interessante. Speriamo di continuare sempre all'altezza con le nostre prestazioni che abbiamo sempre mantenuto in questi anni, e faccio un appello ai vittoriesi: se vogliono partecipare alle nostre iniziative, ecco, che si iscrivano alla Pro Loco, e poi a seconda delle loro scelte possono investire un po' del loro tempo nelle manifestazioni che vi ho elencato.